Io credo che quando un partito politico prende il 20% di risultato abbondante, deve assumersi una responsabilità, non quello di dire o tutto io o niente, perché oggi c'è un governo che io non condivido, che io contesto, perché è un governo che nasce da un accordo destra e sinistra, ma un governo che è nato perché lui l'ha voluto che è nato, perché lui non si è assunto la responsabilità di fare ciò che ha detto. Mia sorella lo dice sempre: fai quel che dice e dici quel che fai. Lui ha detto quel che fa, ma non ha fatto quel che ha detto, perché ha detto esattamente, l'avete sentito, ha detto esattamente: abbiamo le stesse idee col PD. E se non ti potevi mettere insieme e fare un governo per fare tutta un'altra cosa. In italiano vuol dire accidenti. Come la dice lei però nella lingua Cicciso, in ma questa è una lingua... pietrese? In italiano vuol dire accidenti. Se avete le stesse idee, e io credo che ci siano delle idee, non tutto, perché poi quando se la prende con la canoista lì, con Josefa Idem, che secondo lui è canoista e anche un po' tedesca, no, tra i difetti. Non ho capito perché politica la può fare l'imprenditore, il magistrato, il giornalista, il comico e non la canoista. Questo mi sembra una minchiata, Beppe. Ecco. Allora, io credo... per usare un linguaggio che Beppe capisce, così è tutto più... Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che, a mio avviso, ci sono stati due fattori che hanno portato a questo compromesso che non condivido, ma di cui devo prendere atto e mi auguro che possa risolvere i problemi degli esodati e di quelli che non arrivano a fine mese. Perché io, se il governo fa qualcosa di questo genere, riesce a risolvere i problemi, a me da cittadino me ne frega niente sia a destra che a sinistra, basta risolvere il problema. Però il PD, che nel 2011 si è messo a fare il governo Monti, se faceva il governo con la foto di Vasto stavamo da un'altra parte. Nel 2012 se si metteva con l'Italia dei Valori avremmo vinto lo stesso. Quando gli hanno proposto Rodotà, non era l'ultima ruota del carro, è una persona della società civile, competente, capace, che dava ottima garanzia. E Beppe Grillo, che prende quel risultato e non dà una risposta ai cittadini, pensando che solo protestando o solo arrabbiando si possa risolvere i problemi, non mi sta bene. Io mi auguro che al più presto si risolvano i problemi, d'accordo, della legge elettorale, d'accordo, delle intercettazioni, si risolvono il problema degli esodati e dei cassi integrati, che è la cosa più urgente, e soprattutto si faccia una cosa: se è vero come è vero che non c'è lavoro, è soprattutto vero che le imprese non ricevono i soldi, specialmente quelli che gli enti pubblici e lo Stato gli deve dare. Io credo che su questo ci sia possibilità di averle, perché come diceva Giavazzi oggi, sono andato a leggere sul Corriere, c'è una cosa molto semplice: quando si fa un contratto pubblico vuol dire che già l'hai dovuta avere in conto competenza i soldi, quindi non si va a intervenire sul 3% più 3% meno. Forse bisognerà andare a trovare, risolvere il problema di cassa, e sul problema di cassa credo che, se pure si mettono d'accordo PD e PDL, io posso non essere d'accordo di questo tipo di governo cane e gatti, ma se trovassero un punto per pagare le imprese io lo voterei.